rinnovato tra Tragedia questa notte a Cavallino Treporti, un'auto con a bordo 3 amici finisce in acqua, 2 riescono a mettersi in salvo, un 23enne rimane intrappolato e muore annegato. Tensioni nella Lega dopo la nuova nomina federale di Salvini, scelto un esponente lombardo, malumori tra i veneti, Madarè smorza le polemiche, il Veneto protagonista, nessuna esclusione. La visita del ministro Toninelli in Laguna non è stata risolutiva del rebus sul futuro delle grandi navi a Venezia, le divisioni su quale debba essere la soluzione finale appaiono anzi ancora più distanti. Sfrattati da casa dopo una lunga battaglia giudiziaria, una coppia di quasi ottantenni vivono nella macchina sotto un albero assieme ai tanti cani che accudiscono. Anni di violenze e soprusi ai danni dell'anziana madre e della sorella che, stanca di subire tutto questo, chiama i carabinieri, in manette un 49enne vicentino. È morto all'età di 95 anni il regista Franco Zeffirelli, oltre al cinema famoso in tutto il mondo le sue rappresentazioni teatrali, profondo il legame che lo univa all'Arena di Verona. Raduno Triveneto delle Penne Nere entra nel vivo, questa mattina l'altra bandiera, paura per una nuova scossa di terremoto. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto del telegiornale di Antenna 3 in primo piano. Dunque la tragedia che si è consumata questa notte a Cavallino Treporti, un giovane ha perso la vita annegato dopo che l'auto sulla quale viaggiava insieme a 3 amici è finita in acqua. Un ragazzo di appena 23 anni, Davide Zane, residente a Burano, è morto in un incidente stradale a Cavallino Treporti. L'allarme alla sala operativa dei Vigili del Fuoco è stato lanciato poco prima delle 4 di mattina. Un'automobile con a bordo 3 giovani è uscita di strada finendo nel canale che costeggia via Saccagnana, nei pressi del cimitero. I 2 passeggeri che viaggiavano con lui sono riusciti a uscire dalla macchina e a mettersi in salvo a nuoto. Arrivati a bordo strada, sono riusciti a fermare un automobilista che ha subito allertato i soccorsi. L'automobile con a bordo lo sfortunato giovane nel frattempo era affondata nel canale. 2 ore più tardi è stata individuata dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco che con l'autogru arrivata da Mestre hanno ripescato la macchina. Nel frattempo era stato riportato a riva il corpo senza vita del 23enne. Oltre ai sanitari, sul luogo sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi che dovranno stabilire le cause del tragico incidente che ha spezzato la vita del giovane buranese. La politica adesso con le polemiche interne alla Lega dopo la nuova nomina federale fatta ieri dal leader Matteo Salvini. Il Veneto non è stato messo da parte, ricordo che il Veneto ha anche il sottosegretario alla sanità e quindi credo che sia ben rappresentato a livello di questo governo con il ministro Stefano e con il ministro Fontana. E quindi su questo non si può certamente dire questo. Il segretario nazionale del Carroccio getta acqua sul fuoco dopo i mal di pancia accusati da qualche esponente veneto per le nuove nomine di Matteo Salvini. Ieri in via Bellerio a Milano Consiglio federale della Lega. Il segretario deve scegliere il suo terzo vice dopo il lombardo Giorgetti e il veronese Fontana. Molti quelli che alla vigilia, alla luce dei risultati ottenuti dal partito in Veneto con quasi 50% alle europee, pensavano proprio ad un Veneto per questo incarico, ma è arrivata la doccia fredda. Salvini infatti ha scelto Andrea Crippa di Monza. I conti sono presto fatti, contando lo stesso leader sono 3 lombardi contro un solo veneto alla guida del Carroccio. Qualcuno mormora di una ragione messa da parte, ma Madarè smorza le polemiche, le nomine le fa Salvini, dice, e noi abbiamo il nostro Fontana. Ma a deludere ulteriormente i veneti l'annuncio di Salvini, che ha spiegato che il commissario della Liga in Veneto al posto di Darè, neo eurodeputato, lo deciderà lui e non sarà un candidato al Consiglio regionale. Questo significa che saranno fuori dai giochi tutti gli attuali consiglieri regionali che intendono ricandidarsi, compreso l'attuale capogruppo a Palazzo Ferrofini Nicola Finco, esclusi poi in generale tutti coloro che si candideranno l'anno prossimo al Consiglio regionale. Probabilmente avrà fatto delle riflessioni e in base a quello che ha pensato lui, ha pensato bene di non nominare
un consigliere regionale, ma vediamo, perché a questo punto penso nomini una persona terza che non ha incarichi né di parlamentare né di consigliere regionale per traghettare il movimento politico verso il nuovo soggetto che si chiama Lega Salvini Premier. Ma c'è dell'altro: nella commissione statuto voluta da Salvini per organizzare il nuovo partito non c'è nemmeno un veneto, ma da Re è chiaro, la nostra regione non è esclusa dal nuovo percorso in atto. Penso che il Veneto sia il centro, diciamo, del soggetto politico Lega Salvini Premier. Noi ci siamo, abbiamo un grande presidente di regione che è Luca Zaia, ma in questa fase è una fase transitoria, deciderà il segretario federale Matteo Salvini come e con chi passare questo difficile momento. E su questo sentiamo il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. Ma quanta paura ha Matteo Salvini di Luca Zaia? C'è da chiederselo ancora una volta, ce lo siamo chiesti anche recentemente vedendo gli ostacoli sul percorso dell'autonomia. In fondo il vice premier e ministro degli interni avrebbe potuto fare uno schiocco delle dita e lui poi il vero capo del governo. Avesse voluto dare una spinta all'autonomia avrebbe potuto farlo evitando tanti dispiaceri a Erika Stefani e a tutti coloro che hanno votato quel 22 ottobre di molti giorni fa, 590 giorni fa, sperando proprio nell'avvento di una maggiore libertà. Eppure anche in altre occasioni Salvini non si è mostrato molto vicino a Zaia, al di là delle parole di circostanza: sì, andremo in Consiglio dei Ministri, sì, vengo a inaugurare il primo tratto della Pedemontana, siamo amici, firmiamo i protocolli insieme, eccetera, eccetera. Però poi nei fatti Salvini è distante. Nel 2018, nel marzo del 2018, non aveva voluto parlamentari vicino a Luca Zaia, vi ricorderete, no? Quindi tutti salviniani. Così è andato anche alle europee. Avete visto un consigliere regionale della Lega potersi candidare alle europee? No, era stato vietato. Zaia aveva fatto buon viso cattiva sorte, aveva detto no, la squadra deve restare intatta. Invece era una volontà di Via Bellerio di non privilegiare o di non mettere in lista, diciamo, uomini di Zaia. E poi l'ultimo episodio è quello veramente sconcertante in vista del Congresso federale: chi dovesse diventare commissario non potrà ricandidarsi alle regionali del 2020, che significa bloccare il candidato principe Nicola Finco, che era sempre stato dato tra i più papabili alla successione di Gian Antonio De Re, che è diventato europarlamentare. Anche qui si parla di altri nomi, si parla di altri possibili commissari a questo punto, perché Finco è bloccato, pur essendo vicinissimo a Salvini dal punto di vista politico e umano. È stato anche lui favorevole con l'accordo di Monfalcone a far andare avanti Salvini dopo l'uscita di Bobo Maroni. Insomma, nonostante questo viene sacrificato. Perché? Perché Zaia fa paura. Zaia è troppo forte, Zaia è troppo amato, Zaia ha un consenso strepitoso e quindi fa paura, potrebbe fare ombra al grande capo. E questo veramente è abbastanza triste e anche inopportuno, perché un vero leader, un vero capo non mette ai margini i suoi collaboratori, anzi i suoi più stretti collaboratori, i suoi amici, tra virgolette, li mette in risalto, li sostiene, li valorizza, perché la squadra diventa più forte, perché l'importante è che la squadra vinca e non che il capo sia sotto tutti i riflettori e gli altri no. Quindi questo è triste e stupisce che un leader del valore di Matteo Salvini, che ha fatto tante cose che hanno premiato la Lega, soprattutto sul versante dei migranti, decida in questo modo di indebolire il partito, perché indebolendo Zaia la Lega in Veneto perde consensi. Matteo Salvini adesso è molto forte, può andare avanti, certamente anche ottenere nuovi risultati, ma se taglia le gambe al governatore del Veneto, se
blocca i suoi uomini per privilegiare i suoi secondo schemi e logiche non del governo del cambiamento, dei governi di una volta, dell'antica partitocrazia, della balena bianca che era divisa da correnti e dove c'era una lotta fratricida tra consanguinei. Ecco, se Salvini dovesse arrivare a questo, davvero sarebbe un percorso complicato e l'inizio di una china discendente per un partito che adesso sta correndo al massimo della velocità. La visita del ministro Toninelli ieri in Laguna non è stata risolutiva sul tema delle grandi navi. La visita a Venezia del ministro alle infrastrutture e ai trasporti Danilo Toninelli sembra solo aver ulteriormente rafforzato le posizioni già sostenute da quando la tragedia sfiorata nel canale della Giudecca ha posto con forza il futuro della crocieristica in Laguna in cima all'agenda politica. Toninelli pare essere tornato a Roma ancora più convinto della difficile attuabilità dell'approdo delle grandi navi a Marghera, sostenuto viceversa da Comune e Regione, e più propenso alla deviazione verso Chioggia, così come si rafforza in una fetta di opinione pubblica la voglia di non concedere più nemmeno l'ingresso in Laguna. La scelta finale appare sempre di più un rebus. Stiamo discutendo appunto, lavorando, non voglio dire H24, ma insomma sono stato a Roma 6 giorni su 8 in questi ultimi 8 e quindi alla fine stiamo lavorando molto, ci sono tutta una serie di ipotesi in piedi, stiamo cercando di analizzare il più possibile tutti gli aspetti scientifici, tecnici e su questo si esprimerà poi alla fine il Ministero che fa sintesi di tutte le posizioni in campo. L'unica cosa su cui c'è convergenza è che nessuno vuole più vedere navi sul bacino di San Marco e nel canale della Giudecca, per andare dove ancora non si sa, le ipotesi rimangono aperte. Il lunedì c'è un'ulteriore riunione e siamo in qualche modo, non dico in convocazione permanente, però il lavoro o al Ministero e sia quella parte diciamo istituzionale, poi quella parte dei tecnici, coinvolgendo tutte le varie articolazioni dello Stato che su questi temi hanno delle competenze, quindi il lavoro è un lavoro importante, serio, duro, che stiamo portando avanti tutti, però appunto coordinato dal MIT. Mentre si infiammano le polemiche e le tensioni politiche, occorre anche lavorare per rafforzare ancora di più la sicurezza, visto che intanto le grandi navi a Venezia continuano a passare. Le determinazioni sulla sicurezza della navigazione spettano alla Capitaneria di Porto, noi collaboriamo ovviamente sia con la Capitaneria che con il Ministero per ottenere il migliore dei risultati possibili, tutelando tutti i profili pubblici e privati all'interno di questo schema. Sono soli e senza casa, 2 coniugi ottantenni di Messe sono stati sfrattati e ora non sanno dove poter vivere insieme ai loro cani. Sono venuti 15 carabinieri delle forze dell'ordine, il custode giudiziario del tribunale, è venuta l'AS veterinaria e praticamente ci hanno imposto assolutamente di lasciare l'abitazione. Adriana Guerra e Paolo Zanon hanno quasi 80 anni e non hanno più una casa. Sotto un sole cocente al momento possono solo cercare refrigerio all'ombra degli alberi del parcheggio di Forte Marghera, assieme ad alcuni dei loro tanti cani. Sono spaesati, increduli. Lo sfratto esecutivo dalla loro villetta di Tessera è arrivato alla fine di un percorso giudiziario perso contro una banca. Il mutuo da 1.000 euro era un mutuo a un tasso variabile, lo hanno cambiato da 1.000 euro a 2.000 euro al mese, non potevano più pagare. Silvana Tosi appare al momento una delle poche, se non l'unica, ad essersi presa a cuore il dramma di queste 2 persone dalla storia singolare. Paolo e Adriana non partivano certo da una situazione di indigenza. Sono stato direttore amministrativo dell'ASPI, dell'acquedotto di Venezia, che si chiamava ASPI, adesso è Veritas. Ero amministratore delegato in una società chimica che apparteneva a un grosso gruppo svedese, quindi vivevo tra Stoccolma e Rovigo, dove c'era la sede. E prima ancora ho fatto 20 anni ai cantieri navali di Venezia. Dal 1968 Adriana ha iniziato ad accudire cani abbandonati o scappati da maltrattamenti e in 45 anni ne ha aiutati almeno 200. Una passione irrinunciabile, tanto da trasferirsi nella villetta da cui sono stati sfrattati dopo la causa persa con la banca. Lei ha delle fratture? Sì, le vertebre qua, di dietro, perciò non dovrei neanche essere qua, perché mi hanno fatto uscire di casa con le fratture alle vertebre, va bene? È una cosa giusta? Dove dormirete stanotte? Questo proprio non lo so.
spero di trovare un alloggio di fortuna o più, nella peggiore dei casi andremo in qualche pensione, in qualche alberghetto. La gente, i cittadini hanno bisogno di fatti, di concretezza, di direttive adeguate. Basta con il chiacchierare, basta con il tagliare nastri. Io mi aspettavo che l'assessore Venturini arrivasse qui da queste persone ottantenne, però io non ho visto nessuno. Ancora cronaca, anni di violenza e soprusi nei confronti dell'anziana madre e della sorella, 49enne finisce in manette. Bressanvido era uscito da qualche settimana dalla casa circondariale dopo le accuse di violenze e maltrattamenti in famiglia, ma oggi è tornato in carcere con le stesse accuse. Un 49enne di Bressanvido, in preda ai fumi dell'alcol, ha tirato giù dal letto alla madre 88enne facendole sbattere la testa a terra e distrutto su pellettili, minacciato di morte la sorella di 57 anni e il fratello malato di 59. Minacce che ha continuato a lanciare anche dopo l'arrivo di una pattuglia dei carabinieri. Una violenza e maltrattamenti che vanno avanti da anni e che hanno riportato l'uomo in carcere. Una ragazza di 30 anni e un ragazzo di 22 anni sono stati fermati dalla polizia di Treviso, erano provenienti dalla Toscana, hanno raggiunto il centro di Treviso dove hanno fatto amicizia con un ragazzo e dopo essersi guadagnati la sua fiducia sono riusciti a portargli via il portafoglio con dentro 150 euro. A quel punto si sono dati alla fuga, nel frattempo ha raggiunto il posto anche una volante che ha iniziato ad inseguire l'auto con la coppia, auto che si è data ad una fuga pericolosissima, rischiando di investire più volte i pedoni in centro città. Alla fine sono stati raggiunti, fermati e accompagnati in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è il momento di collegarci adesso con Tolmezzo, con il nostro Lucio Zanato e Fabio Verini insieme a Paolo Bottero per tutti gli aggiornamenti sul raduno Triveneto degli Alpini che è entrato nel vivo. Buonasera Lucio. Buonasera Francesca, buonasera ai nostri telespettatori del telegiornale Veneto di Antena 3. Alle mie spalle il Duomo di Tolmezzo dove Sua Eccellenza Andrea Bruno Mazzocato, arcivescovo di Udine, nonché ex vescovo di Treviso, sta terminando di celebrare la Santa Messa. Una giornata intensa, incominciata questa mattina alle 9 con l'alzabandiera e seguita con tutta una serie di momenti di rievocazione, ma anche con la concessione della cittadinanza da parte del Comune di Tolmezzo all'ANA Montegra, all'ANA nazionale. Adesso invece l'altra notizia che continua a seguirci nel corso di questa Triveneta degli Alpini, mentre noi vediamo in fondo le immagini del reparto di salmerie che stanno arrivando proprio qui in piazza 20 settembre, stavo dicendo, l'altra notizia è quella del terremoto, un terremoto che non solo è avvenuto ieri intorno alle 15:50, ma è avvenuto anche questa mattina intorno alle 6 e anche oggi pomeriggio intorno alle 16:50. Abbiamo sentito la gente che cosa qui, come vive e convive con il terremoto. Sì, madonna, stamattina e anche ieri, tutte e due. Ed è tornato in mente il 76? Sì, con più paura adesso anche per di più, perché quella del 76 non è mai passata la paura. Erano le 6:15. Io, siccome ero abbastanza stanco, non l'ho sentito, mia moglie invece sì. Qui c'è la differenza che qui ci sono locali, questo è un palazzo del 1800, quindi qualche pensiero l'abbiamo avuto, negli altri invece tutti i palazzi ristrutturati col terremoto, quindi... È forte anche. Ha avuto più paura ieri o oggi? Ma direi la stessa cosa. Siete però un po' cambiato rispetto al 76. Ecco, è un altro tipo di terremoto, un rumore diverso, sotto, si sente da sotto e a sdrondare un ticchero si ferma. Tanta paura? Sì, anche perché abito al primo piano, si è sentito molto bene, sì. E stamattina? E stamattina, sì, a parte il sonno, ci siamo svegliati di nuovo con tanta paura, sì, però non è successo nulla, ecco, insomma. E quella di ieri è stata corta ma ben piazzata. Oggi
Me la sono goduta, dico, perché è durata proprio pochissimo. Senta, però è tornata la paura. Guarda, io ho provato il 76, queste cose sono abbastanza... No, la paura no, perché adesso ci sentiamo sicuri, perché abbiamo lavorato bene qui in Carnia. Abbiamo messo a posto le case bene e di conseguenza non abbiamo tanta paura. Vai. Allora, noi a questo punto parliamo con le salmerie, perché come vedete sono arrivati anche i muli di Vittorio Veneto. Una bella camminata per qua. È dura, con questo caldo è proprio duro. E allora vi lasciamo andare perché dovete prepararli per domani. Certamente Grazie. che domani. Grazie perché si sono fermati per noi. Allora, l'appuntamento intanto è questa sera dalle 21:15 su Antenna 3 per uno speciale ring, dove ci collegheremo nel corso della serata proprio per raccontarvi la Notte Verde e poi a seguire domani mattina dalle 9:30 la sfilata della Dunata Triveneta degli Alpini. E adesso linea allo studio. Grazie a Lucio Zanato, grazie a Fabio Verina e Paolo Bottero. Adesso ci fermiamo per una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, a tra poco. Rieccoci in diretta. Lutto nel mondo del cinema e della cultura. È morto questa mattina a Roma Franco Zeffirelli, aveva 96 anni, regista cinematografico e teatrale, scenografo, sceneggiatore, amato in tutto il mondo per i suoi capolavori. Forte il legame che lo univa all'Arena di Verona, dove aveva portato in scena grandi opere, e proprio all'Arena Zeffirelli fino all'ultimo aveva lavorato all'allestimento del capolavoro di Giuseppe Verdi, con cui il 21 giugno si aprirà l'Opera Festival 2019. Aveva curato poi la regia dell'opera teatrale Traviata, portata a Teatro La Fenice di Venezia nel 1964. Voltiamo pagina. Happening sportivo di solidarietà fino a tutta domenica a Casal Serugo, in provincia di Padova, 700 appassionati di pallavolo, anche accampati con le tende, sono impegnati in un torneo all'insegna dell'amicizia e dell'aiuto a chi è in difficoltà. Una festa di inizio estate, una festa della pallavolo e di chi la gioca. Veneto Green Cup, anche quest'anno, il 13°, ha portato a Casal Serugo, nel Padovano, oltre 700 appassionati di questo sport per una 2 giorni di pallavolo green, giocata pressoché di continuo sull'erba del campo di calcio comunale. Allestiti 24 campi di volley a 4, 3 le categorie di partecipanti, quella hard dove ci sono pallavolisti esperti, la soft per tutti gli altri più qualche inserimento dalla hard e la easy per quelli che sono venuti al torneo per la compagnia. Compagnia che può anche stabilirsi agli impianti sportivi di Casal Serugo piazzando la tenda da campeggio. Il clima, c'è condivisione, c'è unione, insomma tutti questi atleti arrivano qui, mettono giù le tende e c'è la condivisione di questi spazi bellissimi che mette a disposizione il Casal Serugo, e c'è la parte di gioco che è lunghissima perché i ragazzi giocano almeno 6 partite durante tutto il torneo, e poi c'è la formula accompagnata dalla festa serale che è lo spritz party. 120 squadre miste, e questo aiuta il buon umore. Le sfide sono pressoché continue, molti anche gli aperitivi a disposizione. La manifestazione si svolge a Casal Serugo da 11 anni. Per la pallavolo di Casal Serugo, ma anche e soprattutto per il paese di Casal Serugo, è un evento splendido che raggruppa tutta una serie di ragazzi e ragazze che giocano a pallavolo e anche no, ma che hanno lo spirito di voler stare insieme, e questa è la cosa più importante per noi. C'è un premio in denaro solo per la squadra vincitrice del torneo hard, quello per gli esperti, diciamo, per le altre accessori sportivi, buoni acquisto e bottiglie di vino. Veneto Green Cup destina i ricavi delle iscrizioni, tolte le spese vive, ad alcune realtà sociali di Padova e del Veneto, e questa è la schiacciata più bella. Vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 21:15 con la puntata speciale di Ring, per seguire in diretta con collegamenti da Tolmezzo il raduno Triveneto delle Penne Nere. È davvero tutto, adesso previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata. Ben ritrovati al meteo. L'anticiclone non molla la presa e il caldo non si attenua, sarà una domenica davvero rovente sulle nostre regioni. Nel dettaglio sul Veneto tanto sole su tutti i settori, il cielo sarà al massimo poco nuvoloso.
Nelle ore pomeridiane non si esclude qualche veloce rovescio sui monti bellunesi. Temperature minime tra 17 e 20 gradi, massime comprese invece tra 29 e 34 gradi, ma con punte di 35 gradi sul Rodigino. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà asciutto e stabile ovunque, con il sole che sarà protagonista su tutti i settori. Il cielo infatti si presenterà sereno ovunque. Temperature minime tra 17 e 24 gradi, massime piuttosto calde, oscillanti tra i 27 e i 35 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove andrà meglio al mattino con ampio soleggiamento, ma durante le ore pomeridiane avremo qualche pioggia, specie sui monti di confine, ma in genere di debole intensità. Temperature minime tra 19 e 20 gradi, massime tra 31 e 32 gradi circa. Bene, dal meteo di Antena 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.